Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 23 ottobre. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno. In prima pagina, sulla parte generale, il titolo principale: i Novax tra i 30 e i 50 anni. A nord-est le vaccinazioni tra gli under 60 sono sotto la media nazionale. Dosi boom per anziani e giovani. Spiega il Gazzettino. Anziani e giovani in coda per la dose, tutti gli altri abitanti del nord-est meno propensi a farsi vaccinare. Tanto che tra i 30 e i 59 anni Veneto e Friuli Venezia Giulia registrano numeri di sotto nella media nazionale, un deficit maggiore nelle fasce d'età 30-39 e 40-49 anni. È qui che si concentrano i Novax e i No Pass, ma è anche qui dove l'incidenza dei contagi cresce più che altrove. A dirlo sono da un lato il report settimanale sulle vaccinazioni del commissario Figliuolo e dall'altro il monitoraggio della cabina di regia tra Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Il virus c'è, non è finita, ma è in remissione, ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia. Questo il titolo, l'argomento principale proposto in prima pagina dal Gazzettino, che nelle pagine seguenti parla della manovra economica. Previdenza: Draghi apre superare quota 100, ma ci vuole gradualità. La Lega preme per alzare di soli 2 anni l'età. Durigon: inaccettabile per noi 102, 103 o 104. Non piace al governo la proposta leghista, è una furbata. Rinvia il nodo dello scalone. Questo uno dei titoli proposti dal Gazzettino per riassumere la questione dell'aggiornamento del modo per calcolare la pensione per poter andare in pensione. E ancora vediamo qualche altro titolo. 1 milione di italiani al lavoro senza Green Pass, difficili da controllare. Per liberi professionisti e partite IVA le verifiche si basano solo sulla fiducia. Per l'ispettorato al lavoro tanti esempi al limite, nodo idraulici, golf e camionisti. I tamponi effettuati dai non vaccinati sono troppo pochi per supporre che tutti i lavoratori siano in regola. Stop ai muri antimigranti. L'Italia strappa l'impegno. Solidarietà tra paesi dell'Unione Europea. Dal vertice di Bruxelles no al finanziamento delle barriere chiesto da Grecia e Ungheria. Nel testo finale Draghi ottiene un'apertura alla ridiscussione delle regole sull'asilo. Braccio di ferro tra i capi di governo. Il premier italiano molto soddisfatto di come è finita. Sbarchi raddoppiati nel 2021. Andiamo avanti per arrivare alle pagine che il Gazzettino dedica alla provincia di Belluno e che si aprono con questo titolo: ACC, Pozza salva i dipendenti. Lo spettro del fallimento tra meno di un mese. Il presidente della Camera di Commercio: produrre qui è antieconomico. In caso di chiusura nessuno resterebbe sulla strada. Il sindaco di Borgo Valbelluna al prefetto: situazione grave. E vediamo come il Gazzettino riassume la questione, che poi affronta in pagina 2. Con la carenza di manodopera che c'è, potrebbero essere assorbiti dalle altre aziende, ma Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno, guarda al nocciolo della questione ACC, alle prese con il conto alla rovescia per salvarsi. Sarebbe un danno, ha spiegato Pozza, si perderebbe una realtà importante. Il destino è soprattutto legato a costi e benefici. Sappiamo che è antieconomico farlo in Cina e in Romania, ha tutto un altro costo che farlo qua, ma con l'attuale richiesta di manodopera nessuno resterebbe sulla strada. Il sindaco Cesa intanto ha chiesto udienza al prefetto. E all'interno del giornale, pagina 2, si approfondisce proprio questo aspetto. Spiraglio di Pozza, mercato pronto ad assorbire i lavoratori di ACC. Con la richiesta di manodopera che c'è, adesso
qui quei lavoratori non rimarrebbero per strada. Rincaro materie prime, timori per gli allevatori. Caner visita Lattebusche. Il presidente De Cet, situazione peggiorata rispetto al 2020, presidente della Lattebusche. L'assessore regionale Caner, ci stiamo attivando a livello nazionale. La regione chiama le latterie, è arrivato il momento di superare le divisioni. Medici no vax, 3 cambiano idea. Dopo essere stati sospesi, hanno rivisto la loro posizione sul vaccino. 2 dottori e un dentista saranno reintegrati. Sono più di 40 i sanitari sospesi dall'ULSS, 3 specialisti e 18 infermieri, 9 OSS, 5 tecnici, 4 ausiliari e un fisioterapista. Dal lunedì i bambini con meno di 12 anni con sintomatologia Covid potranno accedere alle vaccinazioni e ai tamponi senza prenotazione. Aumentano le classi in sorveglianza, sono 231 le persone in carico al dipartimento che si occupa di questo settore. Arredamont, obiettivo 25.000 visitatori. Riparte sabato 30 ottobre la rassegna sull'arredamento di montagna a Longarone Fiere, solo il 10% in meno di superficie. Padrin, l'augurio è di essere ripagati dal pubblico. Bellati, arriveranno aziende da 12 regioni e 6 paesi. Eravamo già pronti lo scorso anno, ora riapriamo con un nuovo evento. Non solo mobili e soprammobili, ci sarà anche la Consociazione Italiana dei Tappezzieri. Queste alcune note relative alla presentazione della Arredamont che si è tenuta ieri. Gara del gas truccata. Processateli. Il capo della Procura di Belluno, Paolo Luca, ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio dei 3 amministratori BIM, Paolo Perenzin, sindaco di Feltre, Bruno Zanolla, sindaco di Quero, e il direttore di BIM Infrastrutture, Giovanni Piccoli. Non è emerso nulla di nuovo, sono convinti di aver agito nell'interesse pubblico, ma c'erano strumenti consentiti. La difesa di Zanolla, serenità di fondo, abbiamo difeso il patrimonio dei bellunesi con atti ufficiali. Il sindaco Perenzin, tutto è stato fatto alla luce del sole, in assoluta trasparenza. Raid di furti nelle case di Castion, i ladri fuggono con oro e un Rolex. Controlli intensificati con diverse pattuglie anche in Borghese. Scuole e strade, queste le priorità. Siamo a Feltre. La Giunta vara il piano triennale delle opere pubbliche con interventi per 20 milioni, l'80% coperti da finanziamenti. Un quarto dei progetti riguardano le sedi scolastiche anche in vista della creazione del nuovo polo Bimbi 06. Concerto per De Boni con l'organo restaurato. Si tiene questa sera, sabato 23 ottobre, alle ore 20:45, nel Duomo di Feltre. Scout speed non segnalato, multe illegittime. La Cassazione mette la parola fine sul caso dell'automobilista trevigiano che aveva impugnato la sanzione dei vigili di Feltre. La Suprema Corte sottolinea che il dispositivo anche mobile va segnalato e presegnalato ed ha compensato le spese di lite. Fusione con Quero VAS nel 2024, 2 anni per discuterne. Questa corrispondenza viene da Alano di Piave. Centralina di Pattini addio, la concessione è decaduta. Siamo in comune di Gosaldo. La società, inserita nel fallimento di En non paga il canone. La provincia la sospende. La birra che aiuta il cammino al gusto di Boschi. L'idea è del Beer Film Dolomiti e aiuterà il territorio.
tris di Coppe del Mondo a Cortina d'Ampezzo con lo snowboard cross. Allo sci femminile e allo snowboard si aggiunge la specialità saltata in Germania, confronto in regione sulla viabilità per i giochi, varianti fondamentali. Vallesina restaurata e tabellata. Interreg Italia-Austria ha concluso il progetto di conservazione e sviluppo. E per lo sport è l'ora del derby, squadre cariche. Alle 16 Giorik Sedico e Canottieri Belluno si affronteranno al Palaricol di Sedico. Si parla delle squadre migliori della provincia del calcio a 5. Bartolini del Belluno ci siamo allenati con intensità per giocarci al massimo la partita. Ma dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi, che apre con questo titolo: La Delta Plus è in Veneto, tamponi, priorità ai bimbi. Lo zoo profilattico traccia 19 casi della nuova variante al riparo con la terza dose. La scelta dell'Ulsuno per evitare lunghe attese ai più piccoli, test in ospedale e percorsi per le classi. Spiega il giornale, l'ULS 1 Dolomiti modifica e potenzia l'offerta tamponi per i ragazzi della scuola e per i bambini con sintomi simili Covid. Il team scuole del Dipartimento di Prevenzione convocherà quindi gli alunni delle classi sottoposte a sorveglianza Covid per l'esecuzione del tampone di controllo in sedute dedicate, separate dai normali percorsi di offerta tamponi Green Pass. Inoltre, a partire da lunedì, i bambini di età inferiore a 12 anni con sintomatologia simil Covid, che a giudizio del pediatra devono eseguire tamponi diagnostico, potranno accedere senza prenotazione anche ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16 al drive-in ospedaliero di Belluno nell'area San Gervasio. Intanto crescono i contagi nelle scuole della provincia, 14 le classi prese in carico dal team apposito. Un premio per i motori dell'economia bellunese. È questo il titolo per la fotonotizia di prima pagina del Corriere delle Alpi. La Camera di Commercio di Treviso Belluno ha premiato alcuni grandi esempi del territorio che hanno scritto la storia dell'imprenditoria locale, ma anche alcune giovani realtà, pronte a scriverne un futuro altrettanto radioso nel campo dell'artigianato, dell'innovazione e del sociale. Andiamo all'interno del giornale, alla pagina in cui viene approfondito il tema della pandemia. Sale al 48,3% l'incidenza dei contagi perché i tamponi sono raddoppiati. La Delta Plus è in Veneto, variante trovata in 19 casi. È un po' più contagiosa. Ricci, numeri piccoli, mutazioni non particolarmente vantaggiose per il virus. Non rischiamo un caso Inghilterra, ma la terza dose stabilizza la copertura. Terza dose nelle RSA della provincia, adesione ampia tra gli anziani ospiti. Andiamo ancora avanti fino alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. E siamo a Longarone Fiere, Bellati tra Arredamont e la MIG. Un fine anno di superfiere. La ripartenza di Longarone con i 2 eventi più rappresentativi che tornano in presenza. Pronto il progetto per riqualificare il palafiere. L'obiettivo è finire i lavori entro il 60° del Vaillant. E per l'Arredamont, che partirà sabato 30 ottobre, stand esauriti, presenti 141 espositori. Mense scolastiche, scontro sui menù nella nuova gara, coinvolti i genitori. L'appalto è stato differito al 31 dicembre per la pandemia. Il sindaco di Belluno: stiamo lavorando per migliorare la qualità. Roccon, cibo freddo e i bimbi non mangiano. Bristot va rivista anche la scontistica. Queste 2 osservazioni della minoranza in consiglio comunale a Belluno. Scorribandi dei ladri nelle case di Castion, intensificati i controlli nelle frazioni.
3 raid nella frazione Alta, altri 4 a Mier. Giovedì sera i carabinieri sono stati impegnati in una caccia alla banda. Rubati monili, soldi, orologi Rolex e preziosi. Il bottino è di diverse migliaia di euro. Il questore Fredella saluta la sua Belluno. Più cultura contro la violenza di genere. Dal 29 ottobre il nuovo incarico al vertice della Polizia di Stato di La Spezia. I 2 anni di lavoro, le relazioni con gli altri enti, l'orgoglio, il sistema di sicurezza ai mondiali, modello nel mondo, ma attenti ai denari attirano la criminalità. Imprese e persone che sostengono l'economia locale, il grazie in un premio. E qui viene presentato in un articolo il contenuto, il significato della foto lanciata in prima pagina con la notizia della consegna dei riconoscimenti della Camera di Commercio e con l'interessamento di nuove aziende e 15 maestri del lavoro. ACC, lunedì, vertice in prefettura. La situazione è drammatica. Accorato grido di aiuto del sindaco Cesa al prefetto Savastano. De Bastiani della RSU, mai avrei creduto che avrebbero affossato la fabbrica. Da Cavarzano, lavori per la ciclabile e la mini rotatoria, che sarà resa più ampia. Tra fumetti e occhiali, premiati gli studenti creativi dalla Fondazione Alessio. Riconoscimenti ai racconti su burattini e formicano della terza C delle medie rodari e agli occhiali da sole della quinta del Liti Segato di Belluno. Eccoci a Feltre, opere per 20 milioni, precedenza a scuole, strade e piste ciclabili. Zatta, assessore comunale, grazie all'ampio ricorso a contributi e finanziamenti, l'elenco è del tutto realistico e non legato a entrate incerte. Restauro completato, ritorna a suonare l'organo del Duomo di Feltre questa sera alle 20:45. Senza cartelli, la multa dello Scout Speed è da stracciare. La Suprema Corte ha ribadito che gli automobilisti in transito vanno avvisati con segnaletica. Il comune di Feltre ha perso, ma ora sa come può operare. Seren dà il benvenuto a Don Robert Soccal. Con la liturgia del Lucernario, presieduta dal vescovo Renato Marangoni, la comunità di Seren del Grappa ha accolto Don Robert Soccal, che insieme a Don Giuseppe Bernardi guiderà il gruppo di parrocchie lungo lo Stizzon. Il torrente, che nasce in valle, prosegue il suo corso fra Seren e Caupo e le campagne di Rasai. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Rasai. Si rovescia con il trattore sul monte Pafagai. Un ottantenne si frattura una gamba. Alano di Piave. Bogana veste la fascia di sindaca, orgogliosa di essere il sindaco di tutti. Distribuite le deleghe ad assessori e consiglieri comunali. Codemo saremo propositivi e porteremo nuove idee. La prima di Dalla Torre a Sovramonte, dedicata a un tributo ai volontari e all'ex vice sindaco Fauro. Si tratta della prima seduta del nuovo consiglio comunale che ha al suo vertice Federico Dalla Torre, che è stato confermato sindaco. Caner, l'assessore regionale all'agricoltura, i prodotti veneti ambasciatori del territorio. Questa una delle sue sottolineature durante la visita compiuta allo stabilimento della Lattebusche. Padre Novax condannato a pagare 22.500 euro. Aveva dichiarato il falso nell'autocertificazione per iscrivere il figlio all'asilo.
L'accusa aveva chiesto la metà della pena. Longarone, manca il bilancio della fondazione, assunzioni bloccate. Il comune non può completare l'iter di alcuni concorsi in attesa dei conti dell'organismo dedicato alla memoria del Vajont. E da Limana, Rossato soddisfatta dell'assessorato, felice di tornare. La neoentrata in giunta si era già occupata di lavori pubblici e questioni urbanistiche nello scorso mandato. Ed eccoci in Zoldo, strada del Duran a Singhiozzo, un mese di lavori all'ingresso di Dont. Chiusura a fasce orarie anche sul versante agordino. Veneto Strade metterà in sicurezza la carreggiata. Bocciodromo, troppo freddo. La Lega di Ponte nelle Alpi chiede di completarlo. Leva Alpago ha festeggiato 20 anni di impegno solidale. L'associazione ha tenuto 3 serate dedicate all'anniversario. Positiva la risposta al nuovo corso di formazione per volontari. Palaluxottica, basta mascherine. L'azienda ora pensa ai parcheggi. Conclusa la produzione delle protezioni nella grande struttura ricreativa, notificata al comune la creazione di una nuova area di sosta da 120 posti. Verranno utilizzati 38.000 quadri nelle vicinanze della sede One Site. Protezione civile e soccorso alpino alle vecchie officine. Sì allo studio di fattibilità ad Agordo. Ed eccoci a Cortina. Ghedina, il sindaco. Lo sci alpinismo costava 9 milioni. Nessun dubbio sugli interventi alla pista da bob. Il primo cittadino vede il bicchiere mezzo pieno e parla di ridistribuzione delle gare delle Olimpiadi in base ad accordi dopo analisi anche economiche. Cortina riavrà la Eugenio Monti per i giochi. La pista di bob sarà rifatta anche senza abbattere un albero, anzi piantandone di nuovi. Lombardia più determinata nel chiedere di avere le gare. Questo il commento del deputato Roger Domenech relativamente all'assegnazione delle varie discipline al territorio in vista delle Olimpiadi del 2026. Vallesella. In spiaggia resta la bandiera nera anche per l'estate 2022. L'ARPAV conferma la non bagnabilità. Protesta di campi dell'Unione Montana, via libera ai bagni nel lago invece in zona Colonia e Miralago. Al via a Lozzo di Cadore la giunta Zanella, ripaghiamo la fiducia. Il sindaco ha presentato la nuova squadra di governo, Bortot è il vice, Daialoso avrà bilancio, cultura e turismo. Il tempo è migliorato, recuperato il corpo del tedesco caduto sul Monte Cristallo. Il Morone Feltrino celebra 25 anni e premia i soci fondatori. Alle 17, durante la festa, il compleanno del consorzio che fu fondato nel 96. I circa 70 iscritti producono tra i 30 e i 40 quintali annui di castagne. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.